È l'unico campanile in Italia ancora funzionante che intona l'inno del Piave. L'altro, a Moriago della Battaglia, è fermo da tempo, ma qui a Santa Croce sul Montello, ogni giorno alle 12 e alle 15, si rinnova con il tocco delle campane il ricordo dei tanti che combatterono sulle sponde del fiume sacro alla patria. E qui a Santa Croce in particolare si ricordano i giovani che in quel 1917, dopo la rotta di Caporetto, vennero arruolati ancor prima di essere considerati adulti. Quei ragazzi della classe 1899 che la storia consegnerà come la miglior gioventù in trincea per l'Italia. È passato un secolo da quei tragici giorni, ma il campanile continua a ricordare le loro gesta, assieme a quelle dei fanti, degli artiglieri, degli alpini, che proprio oggi, 100 anni fa, respinsero definitivamente gli austro-tedeschi nell'offensiva del solstizio. E qui, a ricordarli con l'inno composto di getto da un impiegato delle Regie Poste di Napoli, è diventato simbolo della nuova Italia realmente unita dalla vita di trincea, c'è Giovanni Bortolini, il campanaro di Santa Croce e del Montello. Senta, ma per lei cosa significa far suonare questo inno? Gioia, diversa. Non lo racconta, ma si emoziona ogni volta che attiva il meccanismo che da oltre 70 anni ripete lo stesso rito, un carillon che Bortolini ha imparato a riparare da solo in un volontariato dedicato ai ragazzi del 99 che è diffuso in tutta questa piccola comunità del Montello. Quante volte le chiedono di suonare l'inno del Piave? Dipende. Ma non c'è tanta gente che sa, Sì, c'è gente che lo sa, però troppo pochi. Ed è per questo che abbiamo deciso di raccontarvi non l'oggetto di una famiglia, ma di una intera comunità che lo custodisce con la volontà di mantenerlo vivo per le future generazioni. Ed è in fondo questa la preoccupazione di Giovanni il Campanaro, perché dopo di lui al momento non c'è più nessuno che saprà aggiustare il carillon del Piave e dei ragazzi del 99.